Scatman's World. Bella raga, tutto del comandone veneziano, siamo l'American Airlines di Dallas, siamo contro Phoenix, contro l'ex squadra. E volete ridere? Ho giocato 4 partite, chiaramente non registrate perché sapete che non le registro tutto, e le ho vinte tutte e 4, è incredibile, diciamo che erano squadre forti, però è incredibile, è tutto così incredibile ragazzi, veramente, siamo 12-8 il nostro score, lo abbiamo migliorato tantissimo, partite del comandone normali, buone partite come sempre in linea, in media. È incredibile, adesso contro Phoenix non possiamo non fare risultato. E subito rimbalzo Kumendiano e punticini Kumendiano. Mettiamola. Bisogno, aspetta, veloce. Merda. Eccoci qua. Voglio vincere contro la mia ex squadra. Attenzione. Bravissimi. E che nostra, molto bene. Siamo partiti bene. Siamo anche in casa, qua voglio assolutamente la 13ª vittoria. Ma è incredibile, almeno abbiamo rimesso un po' a posto la classifica! Fatalità non che partiti in casa, fatalità registrato più fuori casa che in casa, cioè veramente, it's incredible, com'è, it's incredible. E fuori casa abbiamo tante difficoltà. Bello. Però non era mio perché non mi ha dato... Giriamo una media di 16 punti a partita, quella è un po' la media, a volte faccio di più, a volte di meno, per adesso è così, ma ho 67 di totale e mi sono accorto di una cosa, che ho cominciato la carriera quando c'erano i bug, delle robe, delle cose, quindi non posso comprare i punti, non posso comprare i crediti, come ci prova, peccato, non posso comprare i crediti e quindi posso farcela solo con le mie forze e andare su. Da una parte è positivo, ma dall'altra è tremendamente negativo, perché ci metterò 60 anni per diventare un buon giocatore. Nowitzki, bravissimi. Da quello che ho capito preferite questa visuale qua, che non mi ricordo neanche il nome. Ecco, se potete dire qual è il nome di questa visuale, così sapete che premo select per farla. Nox. Attenzione Tolliver. Ah, fallo di Chandler, dai. Andate a quel paese. Primo libero a segno. Secondo libero a segno. 2 su 2 dalla linea della carità per Phoenix. Adesso voglio vincere anche in game, però anche registrando. Eccola qua, Parson, dammi 3 punti. Solo rete! Non è da 3 però. Bello, questi sono i classici canestri che soffro tantissimo. Bravissimo Kubo, peccato. Era un grande assist questo. E c'è il pareggio di Phoenix. Dai ragazzi. Mamma mia, però dai, almeno è arrivato il fallo. Primo libero, ciao. Secondo libero. Un mattone obesoide. Brutto mattone. Tolliver. Brutto. Eccola là. Vai in vantaggio Phoenix, madonna che toccoglioni. Bravo Kume, grandissimo. Best Kume in the world. 11 punti. 11 punti, 11 a 11 tra Phoenix e Dallas.
Occhio. Ah, lo lascio da solo ancora. Ma puttana, ma non posso sempre pagarla così, però. Che due maroni, oh. Chandler. Nowitzki. Nowitzki prova il suo classico tiro. Vabbè, speriamo che con Phoenix mi gira il cazzo, però. Osborne. Ragazzi, ma perché c'è la maledizione del registrare? Ma perché? Niente, so che adesso nervosisco chiaramente. Dio santo. Knox. Ancora da solo. Giamenotto, evviva! Mamma mia, che sofferenza, Beppe, che sofferenza. La maledizione del registrare continua imperterrita. Contro Phoenix, una squadra che c'è, sarà l'ultima nello... Nowitzki, ma basta! Non li sbagliate mai di solito. Knox ancora, ciao. Ecco, inizia la sofferenza adesso. E sbaglia anche il come, basta, siamo già fuori partita. Ma è incredibile, oh, ma non è che capite che non mi viene più tanta voglia di registrare NBA. Non è possibile che quando registro gioco alla grande la squadra vince e contro Dallas che è ultima. O comunque cioè Phoenix che faccio così da cagare. Cioè basta, cazzo, basta. Basta, porca puttana, oh. Knox. Vai. Ma guardate che roba, cioè... Total disaster, the total disaster. Prendono rimbalzo, ancora rimbalzo. Hanno preso 3 rimbalzi offensivi, ma 3. Ma va a cagare, era proprio a fare in culo. Meno 10, già meno 10 fioi. Già meno 10 contro Phoenix in casa, non ho parole, non ho parole. No, fio. Sbagliata anche questa, sbagliata anche questa. Ellis. Vai come? Mi sto nervosendo, meno male. Mamma che primo quarto di merda, che primo quarto di merda contro Phoenix. Knox. Fallo di Veneziano. Dai ragazzi, 74-85, 27 punti, 4 rimbalzi, 8 assist, 54 nel campo. Ho un po' cambiato le sorti della partita insieme ai miei compagni. Adesso però a più 11 la voglio vincere. Come cade. Adesso vediamo se registrare avete visto cosa ha combinato il talentissimo. Mo vediamo. Sono proprio curioso di capire se è veramente la registrazione che porta sfiga, perché se è così veramente mi girano i maroni. Vai contro la mia ex squadra, voglio vincere. Ho messo segno anche 2 triple o una triple, se non mi ricordo. Bravo Dirk. Ho fatto di tutto, ho fatto schiacciate da 3 tutto. Assist strepitosi. Ellis. E arrivano comunque, non ci credo, vedi, già non segniamo.
Già non si segna, Beppe, già non si segna. Ecco, la maledizione continua. Vediamo se mette questo. Alleluia, 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 alleluia. Eccola là. Madonna, non perdevo l'uomo da 10 minuti. La 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 nero. Defense, defense. Come proprio una cosa impossibile o comunque difficile la fa. Signori, this is come. This is come. This is come. Nero nero. Attenzione, Phoenix tenta di riscattarsi. E arriva a rimbalzo, signori. Kumenda veneziano. Ma cos'è sta roba? Chandler, peccato. 29 punti, 5 rimbalzi, 8 assist. Signori, this is cool. Niente, Chandler dalla linea della carità è veramente più scarso di me. 1 su 2. La 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 lero. E fallo di veneziano, quarto fallo per il talentissimo. Quarto fallo per il talentissimo. Dai che becchiamo la quinta vittoria consecutiva finalmente nelle partite in casa, abbiamo dominato. Finalmente un po' di gloria. Contro Phoenix però non erano imprese impossibili, anche se al primo tempo erano partiti veramente male. Fallo del Kume, quinto fallo, ai ai ai, Morischio. Morischio, Morischio, Morischio. È da 4 partite che non becco insomma i 6 falli. Cerchiamo di evitare, fioi. Anche perché vorrei provare a fare la double double e più di 30 punti. Ellis da solo. Solo rete! Bravissimi, 9 assist, stiamo vicini alla double double. No! Ho rischiato il fallo. Il Kume la ruba, il Kume la ruba! Signori, this is Kume! Grandissimo, grandissimo, grandissimo veneziano. Mamma mia che Kume. Mamma mia che Kume. Questo è il Kume che vogliamo. Freddo, calcolatore, devastante. Ed arriva un altro rimbalzo, fioi, signori, rimbalzo. Siamo che vicini alla... No, che coglionazzo. Alla tripla doppia. E il Kume da solo, contropiede, l'appoggia canestro. Eccoci qua, eccoci qua. Questa è Dallas che vogliamo. Mamma mia, per poco arrivava un'altra palla rubata. Da solo, da solo, da solo. Bello questo. Più 15 però. Più 15. Eric Bledsoe, 28 points. Ho bisogno di fare un assist, lo voglio fare. Qua niente, purtroppo non mi può dare l'assist, comunque non va neanche al tiro. Eccolo qua, Ellis! Era anche giusto lo schema, peccato. Fuori, fuori, fuori. Vai Kume, questa ragazza è veramente Dallas, la vera Dallas, fioi. Vai Dirko, Dirko! Non ci credo, non va. Non va, non va, che sfiga. Che sfiga ragazzi, che sfiga l'American Airlines Center di Dallas. No, non è più quello il mio uomo, però attenzione, attenzione, è qua proprio sbagliato. Mamma mia. Dai fioi. Dai fioi, 1 in mezzo, non c'è. Nowitzki, Nowitzki me lo regala!
It's double double. Double double. Double double. 33 punti, 10 assist e rimbalzi. Signori, il Kuma è tornato. No! Adesso dovrei fare 4 rimbalzi. La vedo un po' improponibile onestamente per il triple double mai fatto in carriera. Peccato. Mamma mia, però signori, il Kumendone c'è, questo è il Kumendone che vogliamo. Questo è il Kumendone che vogliamo con 67 di overall. Sta facendo cose turche, Il Kumendone prova l'impresa di un canestro impossibile, stava per arrivare. Peccatus, Osborne. Attenzione, Knox. Mi porta a spasso qua, grandissimo canestro. Mi ha portato a spasso qua, 30 punti per Eric Bledsoe. Vai raga. Vai Kuma, attenzione il Kuma. L'appoggia canestro. E sono 35 ragazzi, sono 35. 8-4 Phoenix, 101 Dallas. Come è caduto. Dai che ormai è fatta. Qua per cercare di rubare, la vera cosa vado a combinare. Va bene, dai, lasciamogli un po' di gloria. Eric 32 punti comunque. Bellissimo. Grande assist, 11° assist di giornata. Ragazzi, però il Bled Fioi sta un po' dominando, 34 punti, 8 rimbalzi. Come prova un'altra impresa, vabbè, adesso mi sto anche un po' divertendo, giustamente. Grande Dirk. Veramente arriva una bella vittoria anche in registrazione, ci voleva. Ha provato l'alley-oop, è venuta fuori una merda. Ecco, le 5 palle perse però che sono un po' un problema, questo sì. 8. Mamma mia ragazzi, manca 58 secondi. Dai Fioi. Attenzione. È finita ormai, dai che è finita. Quindi una grande vittoria. Guarda ragazzi, però veramente ha messo più punti lui di tutta Phoenix messi insieme. Sto un po' cazzeggiando, adesso mi sto godendo anche la vittoria. Poveri! Pick and Kume. Tararesto, eccola qua. Azzurro, il Kumendone ha proprio fatto una grande partita. E allora io quasi prendo il treno e trembo con te. Qualcuno prova il tiro della media. Non va. È finita ragazzi. The finish. It's incredible winner. E finisce ragazzi 92-107. Grande Phoenix. Grande. 13-7. Raga, un saluto da Kumendo veneziano. Ciao. Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.